Da 15 anni le piscine comunali di Montebelluna sono teatro di uno degli eventi natatori più importanti della stagione invernale. Parliamo del Memorial Chiara Giavi del 4, 5 e 6 gennaio, oggi probabilmente la manifestazione numero 1 in Italia di inizio anno. Per loro questo è un appuntamento, noi magari che siamo un po' adulti non ci rendiamo conto forse del tutto, ma per loro è una cosa eccezionale, lo aspettano da un anno all'altro. Quindi anche quelli che non hanno i tempi per gareggiare, gareggiano lo stesso fuori gara. Quindi questo è uno stimolo, una cosa meravigliosa per loro. Da quando ero categoria ragazze, quindi piccolina, saranno più o meno una decina d'anni che continuo. All'inizio mi sentivo piccola tra i grandi, ora diciamo che mi sento grande, un po' vecchia anche. È sempre una bella esperienza in casa, certamente. Do quello che ho e continuiamo così. È un appuntamento importante perché inizio stagione credo che sia appunto importante poter avere qualche riscontro iniziale, quindi un meeting in questo periodo è l'ideale per capire un po' qual è lo stato di forma dei ragazzi. È in assoluto la manifestazione più importante nel panorama nazionale della stagione invernale. Il Memorial Giavi è ispirato e dedicato a Chiara Giavi, promessa del nuoto italiano scomparsa all'età di 17 anni, alla quale sono intitolati fra l'altro anche gli impianti di Montebelluna. È una manifestazione che ricorda tutti i valori importanti dello sport, perché è dedicato a Chiara Giavi, un'atleta straordinaria che ha avuto grandi risultati, ma è sempre stata soprattutto un esempio, un modello di vita sportiva secondo i principi più sani. Chiara Giavi era una nostra atleta, nata a Montebelluna, è venuta in piscina giovanissima, ha fatto tutta la trafila della scuola nuoto e poi si è visto che aveva delle doti che poteva proseguire, ha proseguito col preagonismo e l'agonismo ed è stata, pur in giovane età, è stata una grande campionessa. La prima campionessa della nostra società, campionessa italiana assoluta nei 400 misti, e poi ha avuto diverse convocazioni in nazionale e poi a un certo punto, inspiegabilmente, a 17 anni, ha cominciato questa malattia tremenda che in un anno circa ce l'ha portata via. Era una grande atleta. Questo è un appuntamento molto carino e c'è ogni anno, sono ormai 15 anni, anche il ricordo di una ragazza che io conoscevo, non ho conosciuto per tanto tempo Chiara Giavi, però ho avuto l'occasione e l'onore di poter gareggiare anche a livello giovanile con lei, quindi mi faceva piacere poter essere qui anche in ricordo suo. I tecnici della federazione sono attentissimi a questi inizi di stagione, proprio per la qualificazione e per la qualità dei partecipanti, quindi è una manifestazione che verrà tutelata anche nel futuro. È un'organizzazione di un'efficienza unica e la possibilità anche di poter vedere direttamente la gara dal tabellone con le sovrapposizioni dei risultati è qualcosa di assolutamente innovativo che non viene neanche visto in manifestazioni a carattere nazionale organizzate da Federnuoto. È un evento che rende merito a una struttura che è una delle più importanti del Veneto, la terza per numero di presenze, ma che soprattutto è destinata nei prossimi 2 anni a subire una grande trasformazione attraverso un piano di investimenti molto importante che raddoppierà la struttura di accoglienza al pubblico e renderà questo impianto un impianto di eccellenza come merita rispetto al team agonistico che ruota intorno a questa struttura. Parlando dell'evento agonistico, il Memorial Giavi è stato innanzitutto un momento di ritrovo per moltissimi atleti della nazionale italiana, premiati ed applauditi nella parata dei campioni. Parecchi atleti della società di casa hanno colto, fra l'altro, risultati importanti come Federico Colbertaldo. Qui stamattina ho vinto i 200 stile e i 400 stile, sono gare sicuramente non da un punto di vista cronometrico molto rilevanti, però per me è molto importante essere qui perché la gara a Montebelluna, il meeting in particolare il Memorial Chiara Giavi, è una gara che sento molto e in cui ci tengo molto a ben figurare. Ho vinto i 200 stile libero e i 100 dorso juniores e sicuramente non me l'aspettavo, ho puntato a migliorare il mio tempo. Ho vinto i 400 stile oggi con 4,16. Per me questo è un punto di partenza più che un punto d'arrivo, diciamo. Spero di continuare su questa strada, di continuare a migliorare e vediamo cosa verrà quest'anno. Speriamo bene. Ho vinto i 100 nana maschi juniores, sinceramente sono molto contento. Ho rifatto il mio tempo di ieri pomeriggio e siccome la mattina è più difficile fare bene, diciamo,
cioè, sono anche fiero. Vengono tutti molto volentieri perché notano che il clima è molto molto cordiale, molto molto sentita, perché è una gara veramente fatta dove tutti la fanno col cuore. In più negli ultimi anni, grazie anche a un paio di amicizie, stanno venendo quasi tutti i ragazzi alla nazionale e questo è sicuramente una bella vetrina anche per loro. Le gare più applaudite sono state sicuramente la staffetta disabili, che ha siglato il nuovo record europeo, e la gara dimostrativa degli atleti della Sport Life. Oggi era un momento di sensibilizzazione, volevamo dare un pugno sullo stomaco, fra virgolette, al pubblico che forse non aveva mai visto atleti disabili nuotare. Quindi è stato solo un momento di sensibilizzazione, ragazzi che si sacrificano tutto l'anno, che raggiungono anche dei traguardi come quelli della staffetta che ha vinto a Taipei i campionati mondiali. Fanno un grande lavoro con questi ragazzi, un lavoro meraviglioso, e ottengono anche grossi risultati, non solo agonistici ma soprattutto anche sotto altri livelli. Penso che sia la cosa migliore dello sport, quella di permettere a tutti di partecipare, di ottenere dei risultati, ma soprattutto di avere contatti, relazioni umane con le altre persone anche al di là del risultato sportivo vero e proprio. Lo Sport Life dal 1986 è l'associazione sportiva tra le più importanti d'Italia che si occupa di far fare sport, in particolare nuoto, ai ragazzi con disabilità mentale e fisica. Abbiamo circa 170 atleti provenienti da tutto il comprensorio montebellunese e anche oltre. Ed infine le borse di studio consegnate dalla Fondazione Chiara Giavi. Sì, perché a Montebelluna attività sportiva e cultura nuotano nella stessa vasca. È un semplice comitato, nato da noi, però lo spunto, devo essere onesto, me l'ha dato un mio caro amico, un nostro caro amico che non è dell'ambiente del nuoto. Si sono messi assieme 9 persone, alcune qui dell'ambiente, alcune fuori, e abbiamo messo in piedi questo comitato, è una cosa molto semplice. Abbiamo raccolto offerte, contributi un po' da tutto e ogni anno distribuiamo dalle 3 alle 4 borse di studio, che sono sui circa 1.300 euro quest'anno, che vanno a studenti sportivi meritevoli che gravitano nella zona di Montebelluna e comprensorio.